fecero l'intervista, sai cos'è il guidatore designato? E lui, no, era calmissimo così. È quello che si praticamente non beve, perché così quando vai in discoteca con i suoi amici, e che così non rischia la patente, no? E lui ci pensa un attimo e fa, ma allora vuol dire che ti rovini la serata? Cioè, perché farlo? Cioè, alla fine io come fai a uscire e non bere? Sì, e io ho sempre bevuto 2 o 3 birre e insomma, no, ma ti dirò, guido meglio da ubriaco io, così, no? Me l'ha detto con Bentornati a tutti al nostro podcast Radici e Fioi. Siamo oggi con Andrea Sronco della pagina Il Veneto Imbruttito. Ciao Andrea. Ciao. Grazie di essere venuto qui con noi oggi. Sono con noi Robin e Paolo. Non salutate voi? Ciao a tutti. Ciao. Va bene, allora senti Andrea, sai che stiamo intervistando un po' di gente, come si dice, gli influencer del Veneto, e con te volevamo fare una visuale più generale, insomma, di questa terra, visto che chiaramente tu la giri in lungo e in largo con la pagina che hai creato, che insomma va molto bene, no? Ti diverti? Ancora dopo 8 anni, sì. Sono 8 anni che la faccio, ancora i numeri ci sono ancora, dai, sì. Però insomma diciamo che sei partito bene, perché Adesso finirò male. No vabbè, insomma diciamo No, che ti ha portato perché già lui era timido, sembrava timido lui. Non salutate, ha detto, sì, Sì. questo qua prima di salutare mi invita a casa sua a dormire. Cioè, non so perché, però probabilmente per far festa. Io invito, poi se vieni bene, se no... Sì. Insiste. No, volevo dire che magari ti ha portato bene, perché appunto hai iniziato nel 2017, sì. E girando un video hai scelto tra le varie tra l'altro ho iniziato proprio location. Sì, tra l'altro ho proprio iniziato a Treviso, a Borso del Grappa, e il primo video si chiamava Bestemmia su Facebook e prende la multa. E in verità quel video lì l'avevo fatto non per fare una pagina io, ma per mandarlo al Treviso Today, ok? Perché ero in vacanza qua, io abitavo a Praga al tempo, e niente, dopo l'ho pubblicato su sta pagina, perché allora c'era la moda di tutte le pagine si chiamavano Imbruttito. Ho fatto anche io sta pagina e basta, ho pubblicato il video, perché ho detto, infatti l'aver iniziato con ciao Imbruttiti, sono a Borso del Grappa, che c'aveva il cartello dietro, era proprio perché ho detto, sarà più da telegiornale, più da giornale, no? Se lo pubblicano, e sembrava più come un giornalista, no? Poi ho detto, fa tanto schifo sto video, allora ho detto, ma è meglio come pubblico io, non glielo mando mica. E però in effetti è stata la mia fortuna insomma, che è quella che ha fatto partire la pagina, perché io dopo in un giorno mi sono ritrovato su praticamente tutti i giornali nazionali, dal Corriere al TGcom, la Repubblica. Quel giorno, ma non mi conosceva nessuno, cioè io avevo tipo 200 followers, e il giorno dopo ne avevo 50.000, e da lì, ecco, è partito così. E sei venuto a girare appunto in Piazza dei Signori? Sì, dopo ho girato anche Piazza dei Signori, che è stata una parte di videoclip della mia prima canzone, che si chiama Nel posto giusto, che tra l'altro è una canzone fatta in italiano, inedita, che ho fatto con un gruppo di Padova, un gruppo rock che si chiama, non so neanche se ci sono ancora, Gli Abusivi. Sì. Però non fa ridere la canzone, veramente era tutta collegata a tutti i nostri video, tipo il guidatore designato, il 15+18 quanto fa, non so se vi ricordate tutte queste cose, no? Ci sono dei personaggi in Veneto che insomma hanno fatto la storia e la cultura, 15+18, Dove Vetto Amore. Amore, il motore. Il motore. È il motore. C'erano dei personaggi a paura. E Padova è vicino all'Islanda, a Vicenza c'è le luci Babbo Natale, cose. Cioè tu hai materiale, cioè tu non serve che ti inventi le robe, le trovi già. Allora diciamo che all'inizio pubblicavo anche quei video lì, poi ho capito che dovevo pubblicare roba mia, perché sennò quella roba lì sì, era un giocare facile, tra virgolette, ok? Quindi... E poi comunque, però sì, cioè alla fine se io ripubblico un video, lo stesso video di 15+18 adesso, continuerò a far virale, cioè è incredibile. Sono dei video che straordinariamente sono dei cult. Piacciono come delle canzoni che piacciono perché lo sai perché.
magari a te piace, sì, ma neanche tanto. Eppure sono quelle cose che piacciono a tutti, ok? In generale, non a tutti, ma vuol dire, se tu la pubblichi, sai che fai i numeri comunque. Ok, ecco, il guidatore designato è uno dei miei preferiti, quello che dice io guido meglio da ubriaco, perché stanno facendo l'intervista, sai cos'è il guidatore designato? E lui, no, era calmissimo così. È quello che praticamente non beve, perché così quando va in discoteca con i suoi amici, e che così non rischia la patente, no? E lui ci pensa un attimo e fa, beh, ma allora vuol dire che ti rovini la serata? Cioè, perché farlo? Cioè, alla fine io Come fai a uscire e non bere? Sì, appunto. e io ho sempre bevuto 2 o 3 birre e insomma, no, ma ti dirò, guido meglio da ubriaco io, così, no? Me l'ha detto con una calma cosa, e lui l'ho ritrovato, ero in campeggio un giorno a Cavallino, che a me piaceva, ho la roulotte lì a Cavallino Tre Porti, e era il campeggio mediterraneo, e praticamente ero là, mi stavo grattando, vedo passare sto qua, dico, no, è lui, è incredibile, era lui con i capelli un po' più corti, dopo, cioè io ho fatto un mezzo infarto, perché ho detto, cioè, la È il cosa, karma, che è l'universo che può incontrare. incredibile, sì. Poi ho incontrato anche 15+18, che lui è qua di Treviso, no? Sì. Eh sì, con lui ci ho fatto i video di 2 canzoni con lui, quindi sì, è stata tutta un po' una cosa. I ragazzi del motore li ho incontrati. Mi piacerebbe incontrare quello il bambino che era lo Zecchino d'Oro, che Padova è vicino all'Islanda. Quello lì, mi sa primo che è all'estero, forse in Australia. Adesso l'ho visto, è uguale a quando era bambino, però ha una foto, pubblicata una foto, è biondo, con tipo gli occhiali come te, no? E tutto biondo con i capelli così, e con un bicchiere di prosecco in mano. L'unica foto esistente sua, giusto per non farsi riconoscere. Esatto, però è molto schivo, non gli piace essere ricordato per quella cosa lì, non so. Quindi sì, non so se sarà possibile, insomma, con lui. Ecco. Tu ne vedi di gente a manetta? Strana, sì. Anche gente però bella. Cioè, ho mostrato un po' di cose, sia belle che strane. No, certo, ma ci sono dei personaggi da paura, e nel bene e nel male. Chiaramente tu, girando in tutto il Veneto, però sicuramente trovi anche delle differenze magari tra una provincia e l'altra, se le cogli, se che ne so, un Rovigoto ha un modo di porsi diverso da un veneziano. Cioè già noi abbiamo nel giro di 3 chilometri delle inflessioni dialettali che sono completamente diverse. Sì, tra l'altro io anche ho i miei zii che abitano a Motta di Livenza, e quando vado a trovarli non capisco niente. No, vi giuro, io ho capito una cosa in Treviso, che la sinistra Piave è un casino, cioè nel senso non c'entra col Veneto che conosco io. Cioè non c'entra già con la destra Piave. Esatto, ok, quindi io conosco il Veneto che conosco io è la destra Piave, perché parla molto più simile al padovano, Certo. al padovano, mettiamola come riferimento, Sì. insomma, ecco. Abbiamo solo delle differenze. Ghetto, gatto. Sì, Ghetto, sì. Però vuol dire a Motta di Livenza, proprio poi i miei zii sono proprio, cioè la mia famiglia è partita da Gazzo Padovano, quindi la famiglia è da parte di mio papà, e dopo sono andati a Motta di Livenza, gli altri sono andati in Svizzera, ma a Motta di Livenza, Armando, che cazzo sto devo dire? Cioè veramente, cosa Ghetto Ditto? Non lo so. Come devo dirlo, come lo dite voi? Cosa Ghetto Ditto? No, è Cosa Padovano Ghetto. Cosa Perché Ghetto? io sono mezza padovana, mezza trevigiana. Ok, sono voi bilingue dite? io. A Treviso sei gatto. Cosa Gatto Ditto? Sì. Cosa Gatto Ditto? Come Come sei cosa tiga ditto? anche i Ciosotti, cosa Gatto? Esatto. Ma forse. No, e i Ciosotti sono più vicini al padovano. Insomma, Ciosotti hanno una lingua a parte. Cioè, esatto, Ciosotti. Cos'astu? Esatto. Vabbè, no, non so fare I Ciosotto. montanari parlano tipo Coscalè, quel... Cosa tu dita, se dice a Belluno. Cosa tu dita. Mamma Va bene, mia. caro. O cosa che te dita, insomma. Però sì, diciamo che le differenze principali sono nella parlata, sia nella cadenza che proprio nella struttura dialettale del Veneto, no? Ma
diciamo che la grande differenza non è che la vedi tra, cioè almeno parlo dal mio punto di vista, non l'ho mai vista in base alla città, la vedo in base alla zona di dove vado rispetto a dove è la città, ovvero quella che è la gente di città è un discorso, quella che è gente fuori città è un altro discorso. Io ho sempre mostrato quelli da fuori città, no? Mettiamola così. Certo. Ok, quindi più o meno, cioè, se io vado da quello della Bassa Veronese a Isola della Scala, più o meno, cioè, l'accoglienza è quella, si parla delle stesse robe, si ride delle stesse robe, dopo magari ti fanno la battuta con perché ognuno ha le sue, con la loro roba tradizionale, e non la capisco, ma rido lo stesso, cioè nel senso per far Sei una piacere. persona educata. Sì, esatto, gli faccio piacere, capito? Però ho imparato cos'è il tastassale, cos'è il... Mamma che buono il tastassale. Il tastassale, cos'è, non so, nella Bassa Veronese, cos'è che hanno le stortine, che è quel salume piccolino che, non so se avete presente, che è messo sotto lardo. Praticamente tu vai a comprarlo, c'hanno sembra una roba dell'ardo praticamente. Dopo tu togli sto lardo e c'hanno dei salamini dentro. Saranno grandi così, piccolini. Una non roba so. per vegani. Sì, non so se... no, cioè, vabbè. No, perché ho collegato l'invito di cosa. Va bene. Beh, Adesso vedo però che ti è rimasta in mente. Due domande me le farei, no? No, perché vado avanti adesso tutta la cosa, sono scioccato. Non è messo qua a caso il post. Allora, no, a parte gli scherzi, comunque la stortina veronese, dopo... ma tutte robe che ho imparato anche andando a girare, insomma, Certo. a mostrare con... cioè, i video... Che adesso tra Scusa, l'altro... Sì. per chi non lo sa, il tastassale invece è un macinato di maiale che può essere fatto tipo come ragù, oppure lo puoi mangiare così a scottadeo. A scottadeo? A scottadeo, Tartare, a burning finger. Tipo tartare. Sì, ma è cotto. Cioè, ma è mondiale. Sì, mondiale. tra l'altro ci fanno il risotto, quindi Sì, a Isola della Scala. esatto. E non Sì. toccarglielo, perché il risotto, loro ti parlano del risotto col tastassale come fosse, ma è come quando parlano della pearà, no? Il lesso con la pearà, il bollito con la pearà. La pearà è una cosa che conoscono solo loro, però a Verona, cioè qua non è così diffusa, cioè io la conosco bene perché ormai me la faccio anche a casa, però non è così diffusa, cioè non è una cosa come la soppressa, come conosciuta da No, tutti i veneti. certo. Però tu vai a Verona, è un must. Come qua a Treviso, cosa può essere qua? La soppa coada. Ecco, volevo dire la roba dei piccioni, cioè a me la prima volta non ci credevo, cioè ho detto facciamo un video sulle robe di tradizioni venete, la zuppa ai piccioni. A soppa coada, Ho sì, detto, ma è sì. vera sta cosa qua? Sì. Pensati, cioè, A strong. è strong? Sì. Sì, non so perché, ma non vorrei provarla. Anche perché non mi piacciono gli uccelli, nel senso c'è anche l'applauso, no? Ma no, non mi piacciono gli uccelli. Possiamo dire selvaggina, giusto per rimanere... No, sì, ma anche quando Più sono sobri. queste cene che si fanno ogni tanto di Point Osei, no? Sì. Così a me non riesco a mangiarli perché poi non so un sapore così strong. Selvatico. Quindi se mi immagino il piccione, ragazzi, cioè, che poi lo associ, il piccione di solito lo associ a una roba sporca, no? A San Marco in piazza. Sì. Capito? Sì, Sì. sì, anche a Vicenza, in Piazza Signori, voglio dire, cioè, credo che sia anche qua. Sì. Ecco, dopo sicuramente sarà buona, non voglio dire niente, saranno i piccioni d'allevamento, ma non li prenderanno mica da qua, no? Non lo so. No, sì, vabbè. fanno proprio degli allevamenti di piccioni e li fanno proprio come se fossero galline. Sì, esatto, perché se li prendessero qua sarebbe una roba No, vabbè, che... penso che sia vietato da... No, sul serio lo fanno. No, Cioè, cioè, che sono non degli li alle- Sai cosa fanno? Scusa, che li prendono da qua? No, che li prendono da appunto. qua, no. No, che li Sono prendono allevamenti all'allevamento. apposta. Sì. Sì, ecco. Sì, però ad esempio per dire la soppa coada è super trevigiana, ma appunto fuori da Treviso non è che sia servita, che sia... Sì, non si conosce. Tra l'altro qua esatto. cos'è che c'è di altro di famoso, a parte il tiramisù ovviamente? Beh, radicchio.
Era di Chio Trevigiano, Era per di Chio esempio. Trevigiano, sì. E anche qua ogni volta fa una testa Esatto, così. da gennaio a febbraio, No, cioè mamma solo mia. gradiccio, sì. No, per carità. Abbiamo gli asparagi. Si va agli asparagi, però ci sono diverse. Quelli ho scoperto che ci sono veramente tante parti del Veneto Mm-mm. dove fanno asparagi proprio di qualità da Bassano Sì, è a vero, qua. esatto. Ci sono tanti marchiati IGP, no? Sì. IGP, DOP, non so, ecco. E Anche Pevarone abbiamo noi. E io me lo ricordo perché c'ho tutte le sagre collegate, cos'è? Sagra del Riccio, Sagra di Pevarone, Sagra de... sì. vabbè, tutto. Sì. E vanno da Dio perché la gente qua è molto, molto legata al discorso di queste tradizioni. Mm. Se tu vai cioè, quello che ho notato proprio del Veneto è che poi ogni zona è veramente orgogliosa del suo prodotto e lo sostiene. Cioè, è una cosa, come dire, anche se tu vai, adesso mi sta venendo in mente la sagra sbagliata, perché la sagra della tagliata, che non c'entra niente. No, sì, però vai anche a Isola della Scala, che è un evento, quello della Fiera del Riso, È vero. che è una roba, cioè, È ma enorme. ma è una roba veramente enorme. Cioè, tu prendi cioè, chi ha lo stand lì che fa il risotto, cioè, fa un sacco di scale, perché è pieno di gente che va a mangiare quel cavolo di risotto, e sono i risotti tradizionali. Ed è pazzesco, è bellissimo vedere questa roba qua, ed è una cosa che, avendo vissuto 18 anni all'estero, io non avevo mai vissuto veramente, com'è che posso dirti, appieno? Sì, chi che parlava? Io. Sì. No, sì, non avevo mai vissuto appieno sta cosa qua. Mi sono cominciato a rendere conto da quando veramente ho cominciato a girare. Dopo i primi anni non giravo neanche tante sagre, perché ogni volta che, cioè, poi i primi 2 o 3 anni, se andavo alle sagre non avevo proprio vita, perché il selfie e questo e tutti che ti fermava quella. Adesso invece nella mia zona esco di più e con più tranquillità, però se vado a una sagra, ma proprio perché ho mostrato non le cose da sagra ma le cose della tradizione, chi è interessato ad andare a una sagra sicuramente c'è la forte probabilità che mi riconosca, insomma, ecco. Però il primo anno, lo conoscete voi la Fiera del Socco? No. Forse è la fiera più grande che c'è qua in Veneto, in assoluto. Gita, Ecco, voi Gita. avete presente le fiere di Santa Lucia, no? Qua a Treviso. Sì. Okay. Ecco che sono grandi, no? Sì. Ok, ecco, fai conto che il Socco sarà 10 volte. È una roba, passeranno 1 milione di persone in una settimana. Ma dov'è che lo fanno? A Grisignano di Zocco. Ah, ok. Ah, Chiudono ok, tutto il paese. Sì, Ok. sì. Ma è una cosa, ma non si può immaginare, ed è una fiera storica che fanno ormai quelle fiere da 100 anni che fanno, ed è qualcosa di, però non c'è come dire, un cibo tradizionale, un qualcosa che vai là Un tema. no, è la fiera del Socco, ok, quella lì. Però io sfiderei chiunque in Italia a dire c'è una sagra del genere. Secondo me non c'è. Cioè, è una roba, è talmente grande. No, ma ma anche perché le sagre sono tipicamente venete, non è che le trovi in tutte le regioni d'Italia. Ecco, questo non lo so, però sì. Sicuramente quella lì è una roba proprio inimmaginabile. Tu fai conto che nell'area, perché sono divisi in area oro, area bronzo, area cosa, praticamente nell'area oro, dove si raggruppano i giovani, c'è il palco e qua e ci saranno alla sera 20-30 mila persone. Una cosa, ma ogni sera. Evidentemente l'Expo. L'Expo, se tu vuoi ti racconto qualche aneddoto dell'Expo. Era la discoteca che andavo quando avevo 15 anni, la domenica pomeriggio. Ah, wow. Sì, tra l'altro una delle cose che proprio non so se ti ricordi ma tu quanti anni hai, scusa? Io ne ho 33. Però E come fai? sono cresciuto con discotecari praticamente. Ah, ok. E l'Expo c'era ancora? C'era ancora. Sai che adesso c'è ancora, è là abbandonato? Sì, Adesso sì, non l'ha mica buttato giù. Che allora c'era l'Expo, il Boom, era una discoteca di Vicenza, e dove facevano questo gioco che si chiamava C'era l'H. Non so se te lo ricordi, no? Vabbè. Praticamente era negli anni 90, ti parlo del 95, 96. Praticamente tu ti mettevano un numeretto qua, ok? E tu vedevi, tipo io vedo te, come ti chiami tu? Elisa. Io vedo Elisa passare, dico, vedo il 110, poi dipende se uno ce l'aveva grosso e vedi un po' meglio, già un po'
Però cioè, vedevo te, ti notavo anche se, cioè in ogni caso, anche se mettevi anche qua il numero, no? Sì. Devi salvarti un attimo. Si sa mai che cerca un cameriere qualcosa. Metti che un giorno. Allora, no, cos'è che volevo dirti? Sì, allora ti vedevi il numero. Praticamente tu potevi andare in sto baracchino che c'era a scrivere la tua letterina, scrivere il messaggio per Elisa, quindi al numero 104, e scrivevi un messaggio. Di solito era mi piaci, hai degli occhi bellissimi, ti do l'appuntamento magari Intanto io mi segno alle 16:25 al palo che c'è là dietro, cioè una cosa scandalosa, cioè non ti riuscì a spiegare bene, no? Sono il numero 107. Quindi al buio praticamente. Sì. Aspetta che adesso arrivo all'aneddoto. Praticamente compariva in sta pannello luminoso che continuavano a passare i numeri che avevano ricevuto un qualcosa, ti eri là tutto il tempo a aspettare che di vedere se c'era il tuo numero, no? Allora, Madonna. Dai, Tipo piaccio a qualcuno, Speriamo bene. Ben. Mi è capitato un giorno e ti aspetto alla colonna quella, l'ho guardata distante, io non avevo capito chi era la colonna, io ti giuro non si dice. no, ma nel senso la colonna, perché non era fredda, cioè non mi piaceva, cioè ragazzi, cioè era veramente è inaffrontabile, era. E quindi ma no, nel senso che era brutta per me, dopodiché a lei piaceva. Gusti sono gusti. Quelle che piacevano a me non mi scriveva mai nessuno, ma veramente c'ho ancora tutti i biglietti. Allora, per coltivare il mio ego, ok, di ragazzino di 16 anni, che ancora non aveva ancora fatto, perché prima volta è stata quando ne avevo 18, quindi però tentavo di tirarmi su così, no? Facevo i capelli biondi, facevo... Mamma che anni 90 sta roba. Sì, capelli biondi con i bigodini. Sì. Pesavo tipo 42 kg, credo. Quindi io non so neanche se ero sviluppato veramente tutto. Cioè, no, ma non sto scherzando, cioè, quindi lì non mi avresti invitato a Breganze. Madonna. No, a Breganze, a Roncale. E ti giuro, cioè, ti racconto un altro aneddoto. Mamma mia, ma quando avevo quell'età lì è stata una cosa. E allora per coltivare il mio ego me ne attaccavo i bigliettini sul diario. Quindi io ho ancora il diario a casa con questi bigliettini, c'era l'H che non dico ogni tanto mi arrivava, ma una volta ogni 3 anni per tirarmi su, che figo della Madonna che sei. Cosa mi hai nominato l'Expo a fare te? Tipo pacca sulla spalla. No, io ho sentito diverse storie riguardo all'Expo perché ho frequentato un po', ho lavorato un po' nelle discoteche qua a Venezia. Ok. E tra Marghera, tra Venezia, tra Jesolo soprattutto. Quindi ci sono tantissimi personaggi storici discotecari che ti raccontano un sacco di cose su discoteche che magari sono già chiuse. No? Ma da lì sono passati tutti i più grandi delle discoteche di una volta. Però erano i tempi fighi quelli lì. Sì, ma già quando ho cominciato io, secondo me era già in decadenza. Ma proprio in pieno anni 90 quello lì era pazzesco. Guarda che Lady Brian e Egores, che sono qua di Treviso, che loro hanno ancora un nome alla grande, che va alla grande, cioè vivono di quello che hanno fatto in quegli anni lì. Esatto. E che avevano un po' più della mia età forse, perché avevano 3-4 anni di più, ma avevano qui 18, 20 anni, 22, che era l'età giusta per fare il DJ e il vocalist, per sembrare figo agli occhi di chi aveva la mia età. Ok, quindi e loro effettivamente sono ancora bravissimi, cioè Lady Brian e Gores sono gli unici che possono permettersi di fare quella musica lì, perché se vado ad ascoltarla, cioè a me che non piace quella musica lì, cioè veramente una roba e guardo, cioè Lady Brian, dico, ma ti coinvolge comunque, e quindi lì rivivi quel momento degli anni 90 che era tutto amplificato, per tutto nuovo, no? Quindi amplificato per 100 volte, quindi figurati. Comunque vi racconto un altro aneddoto, qua vi faccio ridere. Allora, la mia Miss, questa era i 15 anni, nel 95. Allora, la mia Miss per andare in discoteca domenica pomeriggio era la tuta dell'Adidas e le Stan Smith. Inaccettato. Sì, guarda, allora... siccome anche perché io e Andrea dovremmo essere classe, credo, quindi ho ben presente qual è dell'80? l'outfit. No,
Ma non si può dire davanti alle telecamere. Ah, non si può però dire. siamo a... Ah, ok. Più in su o più in giù? Ma tu, fatti che chi Ok, quindi era più in su. Allora. sono me. Ma sei bellissimo lo stesso. Allora, Sì. Miau. sì, cioè, Ma sei sempre invitato a roncare, però. sì. Per un sacco è. Allora, Vabbè, avevi la vedrò tuta come inaccettato. svincolarmi. Allora, Sì. ma che è? No, non era attillata, Oh, era ci là. viaggia però per andare a inaccettato. roncare, ci Stavi viaggia. dicendo, avevi la tuta Adidas. Sì, è inaccettato tu. Inaccettato. Sì, non so neanche di cosa fosse, è una roba che Se ne c'ha- plastica. una roba che quella ciappa a andava fuoco, in- sì, esatto, sì, sì, che sì. ciappa a fuoco. Esatto. ma oscena con le Stan Smith, no? Che finiva larga la tuta, ma una cosa, cioè, mi facevo già un po' schifo allora, però era la moda, allora ho detto, Ma allora, siccome non ero ancora arrivato allo sviluppo, ok? Perché io sono arrivato tardi, su robe che avevo lento, ma in tante robe. Però fate bene, no? Sì, no, ho fatto sì, le capisco anche dopo, vedi le cose. Ci sono arrivato a 16 anni. A 15 andavo, però vedevo tutti, figo, ma mi parevano tutti fighi, a parte me, no? Cioè, ma adesso devo far colpo. E allora che facevo? Prima di partire mi riempivo dentro i boxer pieno di carta igienica, capito? Avevo una cosa. No, veramente. Io mi immagino la scena proprio. C'è un detto nel quando marketing, passavo, c'è un detto nel marketing alla Veneta che dice chi non mostra non vende. Sì, esatto, però Bisogna anche tirarlo fuori dopo. bravo, infatti adesso sto arrivando lì, infatti, poi siete Oddio. mostri Hai in Anguria. capito? Ok, Stiamo fermi un parlando attimo. delle tradizioni del Veneto, ma negli anni 90 e qui ha preso una piega meravigliosa. Tanto puoi tagliare quello che vuoi, no? Qua, quindi sicuramente non Parliamo taglierai la carta perfetto. igienica, va bene, insomma, ti infilavi No. sta roba. No, sì, allora arrivavo lì con sta cosa che mostravo, no? Che sembrava poi sono anche un po' gobbo, quindi tenendo avanti il bacino sembrava ancora di più. Il problema che non mi ero posto prima, di partire era sì, ma se per caso c'è uno che gli piacciono, cosa succede? Cioè, cosa faccio dopo? E faccio sempre la figura alla fine di quello che si attirava, quindi ero sempre quello che si attirava e che non guardava nessuna, perché ero anche discreto quando ero, quindi tiravo un po' di sempre quelli che non mi piacevano a me, però le tiravo, però a me non tirava, cioè niente. No. Quindi praticamente lo facevi annusare, Andrea. Ma neanche quello, No, perché non no. facevo proprio avvicinare, perché sapevo dell'inganno, hai capito? E quindi dopo sapevo che ma anche non l'avessi avuto ero fregato, perché non avendo avuto lo sviluppo ero lì, sì, ero un po' sfigato, hai capito? Su sta roba qua, quindi ecco. Però quindi quello lì è stato veramente un periodo che non ho concluso niente. Ho cominciato a concludere con C'era l'H l'anno dopo, che allora il mio corpo ha cominciato un attimo a darsi una mossa, e allora ho eliminato la carta igienica e ho detto vabbè, ho cominciato a mettere i pantaloni attillati, hai capito? Non è che se Ascoltami, vedesse Andrea, adesso Paolo era curioso, a livello di sviluppo come siamo? Tutto a posto? Adesso stai bene? Sei no, Allora, io vorrei precisare, cioè, mia è ancora amorosa- come ai 15 anni. Cioè, mia amorosa che molto probabilmente guarderà il podcast e la salutiamo magari. Che... Ah, c'è anche tua amorosa? Sì, È single tua amorosa? No. Allora, lei non lo sa ancora, ma... Andrea, allora, sperando che tu abbia risolto i tuoi problemi con la carta igienica, Più o meno. più o meno, ok, immagino, insomma, Ora non vorrei potrebbe tirare succederti un altro discorso. potrebbe succederti di avere un appuntamento con una ragazza, Mhm. ok? Dove la porteresti per fare colpo? Mm, Un giretto che ti è piaciuto, che dici vabbè, questo è il posto giusto per fare una serata. Primo appuntamento, quindi una roba non impegnativa. in Veneto. Sì. Stai parlando di un posto veneto. Beh, certo. Cioè, Parigi no. Beh, allora, ti potrei dire... mi piaceva la musichetta comunque, perché mi dava l'ispirazione. Vero? Vediamo, sto pensando a... Beh, allora te le dico per città. Oh wow, ok, vai. Tanta roba. Però Belluno non so cosa dire.
Beh, insomma, Belluno, no, cioè, perché non no? in piazza Perché non la Belluno. conosco? Perché non la conosco. Sì, ma insomma, Vabbè. che montagne Aspetta che che si prendo chiamano appunti, Dolomiti. così mi segno. Neanche a Rovigo perché non si vede tanto. No. Faccio Verona, Venezia, Dai, partiamo da Verona, ok. Venezia, Padova, Vicenza e Treviso. Dai. Ok, allora, a Verona la porterei sicuramente. Mi metti la musichetta che era figa? Metti quella dei Rumatera. No, di Rumatera, mettiamola sul Quella... vai. sul bareotto del ciao. massimo. Bella questa, Se vuoi puoi mettere anche dopo quella mia romantica che si chiama Amore a distanza. Allora, a Verona sicuramente la porterei là sul ponte, quello dei Guelfi, come si chiama? A parte che i ponti di Verona sono tutti bellissimi, ma c'è un ponte dei Ghibellini, adesso non mi ricordo, che c'ha delle mura anche nel ponte, che è pazzesco. Chi ascolta sa di che ponte sto parlando, adesso non mi ricordo esattamente il nome. Quindi Verona sicuramente là. E poi Verona, quando vedi i ponti, sembra di essere a Praga, a Bucarest, sai quelle città che sono proprio in mezzo al fiume, no? Che hanno una serie di ponti con questi archi che di sera diventa magico. E Vicenza invece, Vicenza, per chi non è di Vicenza, il Belvedere a Monteberico, perché da lì vedi tutta la città, da lì ti innamori anche di te stesso, perché è talmente bello che dici, ma insomma... Me lo meritavo. Sì, ma lo meritavo, infatti ogni tanto quando sono triste vado là e dico, io sono uno che faccio le cose esclusive. Eccola qua. E cena col mio amore. A Treviso mi piace molto, adesso pare una cavolata, però mi piace molto dove è posizionata la coppia della Fontana delle Tette, cioè qua a Treviso. Cioè questa piazzetta interna, perché è all'interno, no? Devi proprio cercarla, e di sera è molto 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 carina. Se tu porti una donna, almeno mi immagino che portassi una donna lì, potrei raccontarle la storia che una dice, vedi, perché la Fontana delle Tette, sì, la Fontana delle Tette a vederla in apparenza sembra una cosa così, invece c'ha un suo senso bellissimo dietro, no? Perché era la prima fontana che ha regalato vino gratis alla popolazione da dove sgorgava, no? E che non ho mai capito se era bianco e rosso. Una per sorte. Una per sorte, esatto. ecco, vabbè. Gabriele fa bianco e rosso, trovo tutti e due. Sì, tutti e due. E Padova invece, Padova, un posto che secondo me è particolare, che ho cominciato a frequentare e che non si vede poco in giro, richiama molti mercati di una volta. È sotto il Salone, non so se conoscete il posto, è in Piazza dei Signori a Padova. Ci sono queste sotto il Palazzo della Ragione, dove c'è sopra, non so, c'è qualcosa di pubblico, non so se è il comune o qualcosa, e sotto ci sono due sotto gli archi, ci sono queste due, come posso dire, due canali, no? Portici. Sì, due passeggiate, okay. Dove da una parte e dall'altra ci sono delle micro attività, sì, una dietro l'altra, ma con tutti i prodotti di iperqualità. Ok, quindi dai formaggi ai salumi, c'è quello che ha la pescheria, ti mangi il pesce crudo, c'hai il bar, ma con ed è un ambiente così particolare, ti fa rivivere quasi di essere in quei mercati di una volta, di tutto a chilometri zero, di local, hai capito? Quindi ecco, sicuramente Padova poi nella mia testa ha un ascendente che forse è il più forte di tutti qua in Veneto come città, insomma, ecco, perché ho il papà padovano, la mamma vicentina, però pur essendo poi io di Tor di Quartesolo, che è un paese lì a confine, e vivendo a Vicenza, io ho una connessione con Padova che è proprio tanta roba, insomma. Ecco. Bella, sotto, quando io facevo l'università, ho fatto l'università a Padova, facevano i tramezzini caldi. Esatto, poi ci sono il discorso, c'è il bar degli Osei, Esatto.
il bar degli Osei, che è il... No, fanno In che senso? No, si chiama il bar degli Osei ed è uno di quelli che va di più. Di fianco c'è la Folperia, non so se avete mai visto il mio video, la Folperia, che è un'altra tradizione padovana del mangiare i folpi bolliti. La 90 che è la sagra del folpo. Esatto, che anche quella è una sagra enorme. È enorme. Che è sempre pieno di gente. Ecco, quella dovevamo parlarne prima, giusto? Che era sono stato quest'anno 2 volte, una roba incredibile da camminare, difficilissimo. E la Folperia di Coso, come si chiama? No, Alex, Max, ciao, mangiate i folpi, guarda che la cacarona è la parte più buona. Tu lo vedi, lui non ha nessun problema, cioè, perché è così, cioè, lo vedi, è normale. Ciao, tu mangia cacarona, così, e niente, è uno dei personaggi di Padova, lì storico, che c'è tutte le sere. Non ho sentito parlare. Sì, io gli ho fatto anche un video. E questo è vicino al bar degli Osei, dove fanno appunto uno dei bar dove fanno i tramezzini caldi, che è una roba, sì, che se vai là devi mangiare, insomma. Appuntamento va bene. Ma è come qua a Treviso quando vai dalla Gigia, mangi la mozzarella in carrozza, no? Cioè, sono passato prima, e tra l'altro la Gigia è qua di fianco a voi come posto, e c'hanno fuori 5 persone, tutti quanti, 5 con la mozzarella in carrozza. Ecco, quindi... Ti manca Venezia, Andrea? Sì, Venezia. Venezia. Io sono innamorato, pazzo di Pellestrina. Ma va. Pellestrina per me è una magia che ha cominciato a conoscersi negli ultimi anni tra noi veneti. Lo vedo dalle storie, da come parla la gente e via. Però Pellestrina sono andato anche, cioè, a parte che ho la barca a Chioggia io, e quindi parto, è lì vicino anche a Chioggia, ed è un'isola che è pazzesca perché è lunghissima e c'hai forse una strada solo che va avanti e indietro, quindi puoi arrivare con la macchina, ma ovviamente portata dal traghetto, e c'hai 4 chiese. Mi sembra che siano 4 chiese, quindi hai 4 punti di riferimento, da cui da una parte hai la strada con le case, le attività, e dall'altra parte l'isola, che sarà larga, ma dico io veramente 300 metri l'isola. Dall'altra parte ci sono solo spiagge, e sono spiagge tutte libere, quindi non ci sono strutture organizzate, bar, non c'è quel turismo di massa, ecco. E quindi là sicuramente, perché c'è pace, silenzio, becchi una spiaggetta libera. Bello. Dopo tutto romantico, dopo San Cavero si piende rovi in spiaggia per arrivare, se non stai attento vai di sera. L'appuntamento va male, comunque devi fare un viaggio lunghissimo, sì. Impegnativo, no? No, beh, ma magari prendi se arrivi lì con la barca, ti mangi qualcosa in laguna, perché dalla parte dove ci sono i ristoranti e via c'è la laguna. Dalla parte invece della spiaggia c'è il mare, ok? Dopo magari appunto mangi lì, guardi la laguna, guardi la luna, dopo la porti, non so, te cavi i rovi e vai un attimo in spiaggia sperando di avere una torcia, perché lì non c'è un'illuminazione, non c'è niente. Metti che la luna è dalla parte dove abbiamo mangiato. È una Venezia selvatica quella che proponi. Sì, esatto, però è una delle parti di Venezia che, ti giuro, prova ad andare. C'è una calma, poi di una bellezza proprio unica, proprio l'isola, insomma, ecco, è proprio bella come è fatta, le case, quella, anche piene di zanzare, comunque. Sì, veramente, adesso mi è venuto in mente l'anno scorso, ci siamo fermati in una gelateria con la barca, robe che se non avevo l'autan, cioè, mi buttavo in acqua, mi hanno assalito veramente, era un pomeriggio. No, comunque, vabbè, però perché dove c'è la laguna, quando comincia a calare il sole, escono. Sì. Hai capito, Paolo? Ti sei segnato dal portarti amoroso? Pellestrina. Segno dal podcast io. Vengo qua, ascolto dall'inizio alla fine. Allora, piazzetta Fontana delle Tette a Treviso, però di sera. Vabbè, ma Paolo è di Treviso. Giusto. Sì, Belvedere a Vicenza di Monteberico, lì non sbagli. Se vuoi c'è la parte anche un po' più bassa prima di arrivare, che è ancora più intima, che noi la chiamiamo Gotham City, ma no, questa me la spieghi però.
Gotham City. Perché è un po' senza poca Un illuminazione. po' combrosa allora. Sì. No, praticamente prima di arrivare su Monteberico, appena prima della salita, dove vedi la chiesa, praticamente a sinistra, Che c'è la chiesa della Madonna del Monteberico. sì, sopra là sì, Sì. ma appena lì, prima della salita, giri a sinistra e c'è un altro belvedere, ma è più per chi è di Vicenza veramente che vuole portare l'amorosa e vai lì, è molto bello anche la visita da lì. Però è bellissimo perché non ho ancora trovato un'altra città dove c'è un belvedere dove riesci a vedere tutta la città Sì, è proprio completamente. tutto limpido così. Cioè, riesci a Beh, vedere- tutto, riesci a vedere tutta Vicenza. Tra l'altro su Monteberico c'è una particolarità perché su tutta la mura che costeggia il belvedere hanno messo dei mirini, dei piccoli mirini e una scritta sul marmo con quello che stai vedendo, quindi Conegliano, Treviso, e tu guardi sul mirino e riesci a vedere in quella direzione, ovviamente tempo permettendo riesci a vedere insomma, le cose tipo Montecorno, Asiago e via. Bello, Quindi bello. molto molto carino, insomma, ecco. È diverso sicuramente rispetto Se porti alle altre- l'amorosa, lì dici guarda, ti mostro dov'è Conegliano. Guarda là. Guarda il mirino, c'è qualcosa da dire, no? Se no c'è il canocchiale, €1, €2. È presente qui di una volta il Sì. canocchiale te valdi, che non si sa perché hai speso €1, perché Sì, hai visto un bello. po' più da vicino, insomma. Bastava versare Google, insomma. cioè, appunto. Oppure andare direttamente là anche. sì, oppure andare direttamente là. No, comunque veramente lì è bellissimo. Poi, vabbè, cioè qua siamo comunque pieni, adesso parlo solo di centri città, ma siamo pieni di posti stupendi qua in Veneto, insomma, ecco. Sì. Senti, tornando un po' al tuo mestiere, Mhm. tu fai delle interviste, diciamo, un po' particolari, ok? Sì. Hai delle domande a bruciapelo, di quelle proprio più Che devo fare a chi? a loro due, chiaramente. Vabbè, non. Allora, lui ha 2 tagli su qua, quindi potrei acciapparmi do pugni, non so se è capitato a fare. No, sacco. Luca ha l'allergia, quindi sono a posto. no, Ah sì, allergia, vabbè. Vai, Cioè, vai, Andrea. No pensieri. e detto così, tra l'altro, è super Scusa, rassicurante. sono stato troppo serio. Sì, voce calda, te lo dico con tono un po'. Ok. Allora, vediamo Allora, ti faccio la domanda. Una di quelle che ha avuto più successo ultimamente è la tecnica perfetta per calmare una donna incazzata. Guarda, te ha domandato la persona giusta proprio. Oddio. Mm. Potrei dirti tantissime tecniche Ma per quella- farle incazzare ancora di più. Esatto. Mm. Quelle sono più semplici. E quello, insomma, posso dirti, mi riesce Ma anche tu devi, abbastanza ma, bene. ma tu devi calmarla adesso. Devo calmarla. Non so. Sta calma. Aspetta Non che- so, penso... l'unica è... Ah, l'unica è pinzarla. ok, Così che passa tutto quanto che tu capisci. sì, ma sei un po'. sì. Hai una possibilità Una di soluzione... Allora, oddio. hai una possibilità di mostrarti, perché magari Ok. trovi amorosa. Beh, Se gli dici così, però considera che è una domanda, insomma, cioè, che ha già una risposta. senti, uno mi ha Nel detto senso- te tacchi a passare il folletto e te tacchi in a casa. Quella è la risposta. Sì, se hai una compagna, però Esatto. sto parlando in generale. Ah, ok. Uno che non ha una compagna, cioè io ti do una risposta generale alla cosa. Secondo me non Quindi c'è sei una, sei non c'è pragmatico. una- sì, non c'è una risposta vera e propria, secondo me, Sì. perché la donna incazzata è difficile calmarla. La donna incazzata, È incazzata, non c'è nessuna appunto. tecnica. Insomma, però la sua potrebbe funzionare se metti che fa gli occhi dolci. Sì. Lui fa i fatti. Non solo, occhi dolci, dopo insomma. Chissà cosa ha detto. Mamma, andrò via Ho da letto, qua. ho letto il labiale, non Insomma, è... ecco, dai, quella secondo me è la tecnica perfetta per calmare la donna. Poi ti ripeto, è difficile e dall'altra parte dico anche che ci sono un sacco di modi per farla incazzare di più. Quello sì. Ma senti, invece,
se 8 anni fa avessi avuto 8 anni, fra 8 anni quanti anni avresti? Benissimo. Ma scusami. Ma non c'è da ridere, cioè, No, allora, è una domanda seria. Se 8 anni fa avessi avuto 8 anni, fra 8 anni quanti anni avresti? E ride. Aspetta. Ripeti. Dai, che ce la Ma è per quello No, che no, ma ce la faccio, No, ma infatti guarda che se era bravo in matematica, non faceva il pasticcere. Cioè, Se 8 anni fa avessi avuto 8 anni, fra 8 anni quanti anni avresti? 8. Aspetta che qua questo neanche nell'intervista era arrivato a sto livello. Non ci siamo. Allora Ma facciamo il conto. È l'emozione, Paolo. Ok. Facciamo il conto. Allora, se 8 anni fa 8 anni fa. avessi avuto 8 anni, Sì, però questo effetto non riesco neanche a concentrarmi. allora, 8 anni fa avevi 8 anni. Fra Ok. 8 anni quanti anni avresti? 16. No, fai il conto meglio. Dai Paolo. 8 anni fa. Allora, È vai. che c'ho la pressione, cioè adesso Certo, ma io lo faccio apposta per metterti pressione. Grazie. 8 anni fa Ok. erano 8 anni. Quindi Ok. oggi ne hai? 88. Quanti anni hai oggi, Paolo? Oggi se 8 anni fa ne avevi 8, oggi ne hai Oggi ne ho 21. quindi- benissimo. Ma perché non me l'avete mandato lui durante le serate? Scusa. Cioè- Sì, ma ho visto, ho anche detto, mi sono anche guarda, se serio, mi sono anche preparato. ti sei preparato bene, tipo, tra l'altro. 1200 centesimi, quanti sono in euro? Cioè, io sono andato Eh, anche a sempre- vedere le domande, no? Però mi sono perso questa, l'unica domanda. Fatalità, vedi. Ma Ci è sono sempre anche su così. Google le tue domande. Ma sì, ma quando uno ha i Le risposte, traumi... scusa. Mando il curriculum se vuoi. No, quando c'è un trauma irrisolto, purtroppo dopo si dà sempre la colpa agli altri e fatalità è l'unica che... No, stavo parlando di altre robe. Ma quindi 8 anni fa ne avevi 8. Ok. Sì. Oggi ne hai 8 anni fa 8. Ok. Ma c'ha per lo stipendio sto qua, sì? Sì? Sei tu sicura che fa? Ci arrivo. 8 anni fa ne avevi 8. 8. Facciamo finta. Quindi oggi che- quanti ne hai? Oggi. Se 8 anni fa ne avevi 8, sono passati 8 anni, quindi ne hai... 16. Perfetto, ma fra 8 anni quanti anni avresti quindi? 24. Perfetto, era quella la risposta. No, ma mi ero perso. Ok, Un applauso, ce l'abbiamo grazie per fatto. favore, regia. Ce l'abbiamo fatta. Va bene, dai. Ha funzionato? Credo che questo sia il No, vi momento dimostro più che clou anche- del Ho podcast. paura perché partiamo dal presupposto che sono bionda, quindi le bionde sono... Allora, ci arrivano dopo. diciamo- Guarda che anche i rossi Ma non scherzano, guarda, sì, ho visto. Dicono in tanti che non... Va bene. magari Hai una terza domanda. sbagliano perché magari hanno bevuto, no? Vi ho dimostrato No. che non è così. Non è- Io ho bevuto. Ah, un per goccettino. quello un goccettino. Sì, se no avrei risposto giusto subito. Una terza domanda. Sì, ma non a me. Beh, io la farei a Elisa adesso però. Giustamente. È che Elisa è preparata qua. Mi era venuto in mente sai, subito. sai tu, anche Paolo c'ha la faccia a secchione, ma In effetti ha la faccia bravo ragazzo, è che non ho guardato troppo dopo che mi hai detto di roncate. Ma... Qua mi sembra un po' da cyberbullismo qua, questo qua. Allora, prova a tradurmi in inglese l'espressione veneta oro benon. Col microfono però, non sta a imbrogliare. Oro Benot è gold well. Gold Well done. Gold well Well done. done. Ah, interessante. Secondo te? Oro Benon. Gold, very good. Gold very good. Vabbè. Aspetta che... no. Oro Benon. Gold good. Ah, gold good. Gold good. Gold good, quindi gold good. Tu invece mi hai detto Well done. Gold well done. gold well done. Gold, very good. Gold very good. Vabbè, non c'era una risposta precisa, era per far vedere che la traduzione dal Veneto fa abbastanza ridere. Dovremmo guardare su Il video fa Translate. molto ridere, c'era uno di Lamont
che di provincia di Belluno, che fa, mi viene dalla il paese dei fagioli, e fa, ma sai l'inglese? Madonna, lo so, sì, ho studiato ai medie. Ma serio? Ma se mi traduci oro Benoit in inglese, God, good, gold, good, good, è andata avanti 30 secondi di video e che l'ho tagliato veramente veloce, quindi 30 secondi continuava a dirmi God, cioè guarda, se ve lo mostrassi adesso, roba da morire da ridere. E la roba che fa ridere fondamentalmente è la traduzione, perché dobbiamo tradurlo letteralmente, però oro Benoit cosa significa in veneto? Vuol dire cioè, bene. Very dire, good, okay, però non puoi dire okay. gold, perché alla fine se tu dici gold, un americano ti dice, ma come la signora di prima che c'era qua, dice io non ho capito niente, perché non ha senso se tu dici gold, tu devi solo dire it's amazing, certo. non so, no, it's okay, it's una roba del genere. Però sì, è tutta un'altra espressione, però noi tendiamo a dire, ma come si dice oro Benoit in traduci baucco, cioè baucco Cosa difficile. io ore nebete, secondo me è la traduzione giusta. No, baucco cosa sarà, stupid, cioè alla fine Sì. no. Idiot, sì. Sì, ma poi in inglese non è che hanno Non 8000 hanno tutta versioni come esatto, noi. esatto. Sì, non sono molto estrusi. Ecco. Ma guarda, mi è venuto in mente, adesso io ho portato il mio libro qua, che ho fatto tra l'altro con un editore di Treviso, che si chiama, Editoriale Programma, comunque vabbè. Allora, ho fatto le spiegazioni di alcune parole vente che erano quelle più votate. Ho fatto un post una volta che ha sto colore qua, si chiama, era esattamente come questo, la mia parola vente preferita è, ok, che aveva ricevuto 90.000 commenti. E ho preso 120 parole più votate e le ho spiegate. Ora c'è questa cosa qua, adesso mi è venuto in mente, legato a quante cose, in quanti modi possiamo dire le cose, le quantità, ok? Assolutamente. Senti, la quantità è un fiantin, un fia, un pissego, una scianta, un spuaccio, una sbranca, un occio, un scheo, un gotto, un brasso, una ponta, una onta, una mastea, un carretta, una stiva, un degheio, uno smerdaro. Ma va, che è incredibile! E le capiamo tutte. Certo. E tutte sono diverse. Tu dici, però alla fine è tutto un po' di più. Un ciccinì. C'è tutto un ciccinì in più, hai capito? Poi tu dici un scheo, tu sai che è uno scheo, cosa stai dicendo? Niente, però sto dico a te, lo capisci? Beh, Quanto sì. burro hai messo scheo? Cioè, ecco. Quanto burro, quello che chiama. Bene. Interessante. Che sarebbe il quanto basta nelle ricette in dialetto, si Cubi. dice quello che chiama. Ma Quello che chiama. ciò. Ok. Non lo sapevo sta cosa qua. Ok, benissimo. Comunque, bene, quello che chiama. Qua non c'è però, insomma. No, vabbè, ma ce ne sono a manetta, ci sono le unità di misura, cioè lo scheo è unità di misura, il gotto è unità di misura. Anche lo spuaccio? Anche lo sì. squaccio, un deo, 2 dei, una spanna. Vabbè. Comunque, sì, una vabbè. No, Prego, è colpa di prego. È colpa di Roncade. Vabbè. Vabbè. Ho parlato, io no, stato zitto, cioè Tu lo so, inizi io Roncade. una cosa, finita. Allora, te inizi con Roncade, quell'altro Campanina Beach, cioè, ragazzi, io ho la mia età, cioè, non posso. Tu frequentavi Jesolo? Beh sì, io ho Quando avevi il frequentato... fisico per frequentare Jesolo? Esatto, quando ero giovane, sì, sempre andato, andavo sempre a Cavallino Tre Porti, però dopo la movida, insomma, si andava a Jesolo, io sono appassionato di campeggio, poi ho fatto 7 anni l'animatore, quindi ho lavorato 7 anni lì nei campeggi, insomma, quindi conosco bene le situazioni, ricordo quando avevo 20 anni. Quindi parliamo dopo... sempre negli ruggenti anni 90? Sì, no, dal 2000 fino al 2006, quindi ho fatto 7 stagioni, poi mi sono innamorato di una tedesca, durante una stagione sono venuto in Germania per 8 anni e poi con la tedesca mi ci sono mollato, ho detto torno a Vicenza, ho detto, allora non c'era Facebook ancora, cioè era appena nato tutto, quindi
tornavo a Vicenza ero spacciato, cioè no, più donne, già ero in un bosco in Germania, cioè se torno non faccio l'animatore, non faccio cose, qua meglio che dov'è che potrei recuperare qualche donna, che qua ho perso lo smalto dopo 8 anni, devo sposarmi il 2 maggio 2009 invece no, niente, e 3 mesi di matrimonio è saltato tutto. E che è successo dopo? Che ho detto, mi sono ricordato la gita della quinta superiore a Praga, ho detto, ci abitavo vicino anche perché erano 2 ore di macchina, ho detto, provo ad andarci, no? E ho provato qualche weekend, finché ho deciso di trasferirmi, e dopo mi sono fatto 6 anni anche a Praga, e dove là appunto ho iniziato veramente a fare quello che avevo studiato all'università, quindi scienza e comunicazione. Lì ho aperto un giornale online con un ragazzo che anche lui di Treviso, di Mogliano Veneto, e cos'è che volevo dirti? Che tra l'altro, non lo dico qua, ma dopo ti dico chi è. E con lui abbiamo fatto prima abbiamo fatto una app che è diventata l'app ufficiale della città di Praga, dopo che si chiamava My Prague. E dopo da lì siamo finiti, sono copertina di Milionari Italia, da lì è tutta una roba particolare, perché ho cominciato a seguire, da lì che ho conosciuto anche Iru Matera e via, che abbiamo cominciato a seguire tipo le pagine social di artisti musicali, perché mi aveva contattato Toto Cotugno. Da quando sono partito con Toto Cotugno sono accodati, ho fatto il social manager per Toto Cotugno, per Amedeo Minghi, per Albano Carrisi, e ho appunto seguito anche i ragazzi di Iru Matera. E poi che è successo? Poi ho fondato un giornale che è diventato un giornale famosissimo lì in Repubblica Ceca, che era un po' come era un fanpage, per capirci, qua in Italia, dove facevamo praticamente, invece che le notizie scritte, mandavo fuori 2 ragazzi inglesi che facevano le notizie a video, quindi 30 secondi, 40 in giro per la città, e raccontavamo non tanto la notizia di cronaca come fanno i giornali, ma le curiosità della città, i fatti, un po' come fa il Veneto Imbruttito, no? Quindi ti fa scoprire delle cose che non racconta di solito nessuno. Quello è diventato famosissimo, e dopodiché, finché non è arrivato il 2017, che sono venuto qua in vacanza e ho fatto quel video lì a caso, e dopo, quando ho visto che poteva, lì non era più a livello di faccio il giornale, quindi non so come dirti, lì era qua mi sono trovato ad alimentare il mio ego, praticamente ero io, per la prima volta valevo qualcosa, no? Dentro di me, che poi è stata anche la mia arma a doppio taglio, ma questo con gli anni. Però lì ho detto, non posso mica perdermi questa opportunità, e ho mollato tutto dall'altra parte, al mio ex socio, insomma, dopo 2 anni, 3 anni, e basta, insomma, ecco, dopo sono tornato qua, perché a Praga penso che non sono neanche più tornato a prendermi le robe che avevo là, ho lasciato tutto là, sono venuto qua in vacanza e ho lasciato tutto là, anche a cateni, tutto, cioè, mi viene da piangere, però allora ero proprio perso, perché era proprio quando è partito il Veneto Imbruttito, chi è che ci credeva? Cioè, come tu ti trovassi che fai il Grande Fratello, perché allora c'era Nicola Canal, e c'ero io, cioè non c'erano altri, cioè tutti gli altri sono nati dopo il Covid, quindi quegli anni lì era una roba pazzesca, che io ero come fossi cioè io uscivo e qualsiasi persona mi riconosceva, cioè è una roba non ero. E posso farti una domanda riguardo a questa cosa? Come la vivi tu? Cioè, come l'hai vissuta questa notorietà? L'ho vissuta allora che cercavo di stare umile, no? Però dentro di me fondamentalmente io mi sono reso conto che pensavo di valere perché avevo i like, ok? Perché mi chiedono una foto, e non ho mai curato poi la vera essenza di quello che facevo. Ma questo è tutto un altro discorso, insomma. Però vabbè, come l'ho vissuta? L'ho vissuta che mi ha stordito completamente, cioè stato sopraffatto da questa roba qua a cui non ero pronto. E infatti dopo i risultati, quando è arrivato il Covid, gli altri sono saliti e io all'improvviso mi sono bloccato. E questo perché non avevo messo quella base, quindi avevo curato molto di più il mio ego,
rispetto a quello che era l'essenza mia di persona. E sta roba qua è molto facile curare il proprio ego quando diventi, cioè arrivi a questo livello, cioè questo livello non è che sono arrivato a chissà che livello, però comunque ho vissuto l'esperienza della notorietà, no? Ecco. Ed è un'arma a doppio taglio, insomma, ecco. Bisogna saperla gestire, non è facile. Adesso la sto vivendo totalmente in maniera differente. Adesso quando voi mi conoscete, cioè io ho fatto tante cose, ho fatto anche cose più, come posso dire, la credibilità l'ho presa con anche le cose più serie, no, che ho fatto, e sia a livello di mostrare determinate attività a persone, sia di mostrare il territorio, sia di mostrare, a parte le canzoni divertenti, ma anche di cose no, umanitarie, come si dice, di beneficenza, insomma, di aver aiutato. Abbiamo raccolto, faccio un esempio adesso, per la tempesta Vaia avevamo raccolto quasi 10.000 euro con una serata, tipo, quindi cose che effettivamente fatte, che le persone vedevano dei fatti, no? Cioè nel territorio. E adesso, come adesso, dopo, se uno dice quello che rimane, perché dopo le cose che ho fatto di più sono state le interviste, quelle divertenti di cui abbiamo parlato prima, però non è quello che piace a me, perché io non sono quello lì. Io sarei quello che ha intervistato il Doge, che è uno dei capi della Mare del Brenta. Non so se l'avete mai visto quel video lì. L'avete mai visto? No. Ecco, allora vi invito a vedervi. È un video della Madonna che dura 20 minuti su YouTube, che ha fatto più di 1 milione di visualizzazioni, e per un video di 20 minuti, quello lì è un video che ho speso 700 euro per realizzarlo e guadagnato, cioè nel senso non è che mi ha portato a qualcosa, come dire il video di interviste che magari ti chiamano in un altro locale per, capito? Eppure il vero me è lì, ed è lì dove sto cominciando a spostarmi e dove mi sposterò sempre di più quest'anno, quindi lasciando sempre di più le cose più divertenti, perché a un certo punto il vento imbruttito è, per carità, gli ho detto io alla gente è questo, però mi sono trovato a un certo punto che dico, ma adesso cosa devo fare da grande? Qual è la cosa che devo fare? Perché dopo è lì che devi essere felice tu, perché se no continui a far felici gli altri e quindi a nutrire il tuo ego, perché gli altri continuano a metterti i like, che è bellissimo prendere i like perché fai divertire, perché lui ha visto, come ha detto lui prima, ha visto quanti euro sono 1.200 centesimi, però che credibilità ti dà quella domanda là rispetto a intervisto uno della Mare del Brenta? Cioè, quello, no? Quindi tu adesso sei più focalizzato, saresti più focalizzato su fare delle cose più, Diciamo che più serie, tra virgolette. Diciamo che invertirò la tendenza. Se prima era 20 e 80%, adesso sarà 80% e 20%. E dopo vedremo come va, insomma. Quindi uno dei prossimi appuntamenti che farò, uno dei prossimi format che lancerò è un podcast proprio, e sarà molto più formale che questo, ovvero sarà molto intimo, faccia a faccia con un'altra persona, dove racconterò tutte storie sia di veneti che di non veneti che abitano qua, dove hanno tutte dove sarà tutto come dire, un viaggio introspettivo all'interno della persona. Ok, quindi fai conto che, per farti capire, io mi metterò in mezzo, sarà sul divano di casa, ok? E fai conto che la prima cosa che farò è porta un oggetto che è importante per te, me lo metti sul vassoio che ho lì in mezzo tra me e te, e mi racconti perché è importante quell'oggetto, e partiamo da lì. Ecco, quello lì sarà quello che voglio fare, che voglio, a questa età qua. Dopo, insomma, ho fatto 8 anni in bomba, cioè nel senso mi sono divertito, abbiamo fatto un sacco di concerti con le canzoni con Radio Sboro e tutto, cioè ho fatto di tutto e di più. Quest'anno non ci saranno concerti, per esempio, quindi ho fatto diverse scelte, insomma, che dopo vediamo come andrà, insomma, ecco, continuando a mostrare sempre il Veneto in un'altra forma, in un'altra sfaccettatura, magari più evoluta, ecco. Un in bocca al lupo. Grazie Crepi, anche perché vorrei un giorno, scusa, No, vai. vorrei un giorno non so come spiegarti, però
è come il tuo negozio, no? Questo, se tu entri, è una cosa che tu, da quello che vedi, e quindi deduco che anche le persone che ci sono qua, è un negozio di valore. E lo vedo subito, ma no, il valore, cioè, è curato, c'è dietro gente che ci tiene, che vuole fare le robe fatte bene, perché cazzo è una figata di negozio. Ok, sono entrato, così ti ho detto, porca miseria, cioè, ok. Ecco, vorrei che la gente cominciasse a vedere quella parte lì, hai capito? Che l'ho mostrata, però per i compromessi che dicevo prima, perché dopo i numeri li fai facendo ridere, Certo. ok? Perché non è che puoi fare evento imbruttito e intervistare, fare dire malato di cancro, cosa è. Prima devi prendere una credibilità e dopo riesci a fare tutto. Vabbè, vedremo adesso, scusa, ti ho interrotto. No, mi è proprio piaciuto in che modo, anche proprio gli occhi con cui raccontavi questa cosa qua, questa serietà che vuoi intraprendere nel tuo canale, e vorrei capire nel momento esatto in cui hai detto adesso basta, non voglio più fare queste cagate. Allora, che poi continuerò a fare, cioè nel senso non è che Sì, possono certo. sparire, perché anche le interviste che hai però visto non senti più tuo, dico. No, non sento, no, sento solo che Lì bisogna ribilanciare. il mio psicologo dice devi smetterla di voler sedurre, ok? Che secondo me è un concetto che Bello. devi avere, oggi mi ha detto una frase stamattina, mi ha detto devi essere disposto a perdere la persona che hai davanti, che vuol dire che si lega al concetto di prima, che devi smetterla di sedurre, nel senso che tu devi portare avanti quello che pensi tu, la tua idea, il tuo essere, cioè quello che piace fare a te, e smettere di cercare il compromesso di voler sedurre, perché se a me non piace, se io sono da una che fa il tiramisù e io dico non mi piace il tiramisù, non posso dirgli perché devo lavorare che mi piace il tiramisù, perché se non mi piace, non mi piace, devo essere disposto, però magari si può trovare un'altra forma di collaborazione, no? Però devi essere disposto, vuol dire devi metterlo in preventivo, no? Ecco. Sì, essere coerente con te stesso, no? Esatto, con tutto, disposto, con quello che vuoi, esatto. certo. Non è solo mettere in preventivo, ma anche accettarlo, quindi dire sì. E quindi per rispondere alla tua domanda, perché mi sono un po' perso, è successo quando improvvisamente, fondamentalmente è quando mi sono lasciato con la mia ex ragazza, che ho cominciato per la prima volta nella mia vita, ho sentito l'esigenza di analizzarmi dentro e di capire chi sono veramente, del perché determinate dinamiche mi andavano sempre in un determinato modo e non riuscivo a capire il perché ogni volta era sempre uguale. Quando iniziando terapia ho scoperto di avere dei traumi che non avevo risolto, miei, quando ero più piccolo, ho capito del perché io mettevo in atto sempre quegli schemi che erano sempre gli stessi, che non erano altro che gli schemi che avevo visto di quando ero in famiglia, che non è una colpa per la famiglia, però è una cosa che non avevo mai capito. Quando ho interrotto quello schema lì, quando tu interrompi lo schema perché lo consapevolizzi e lo conosci e riesci solo a interromperlo solo perché lo conosci, quindi tante volte magari ti fermi e dici sta succedendo questo, e allora non dici magari una frase che ti porta a che succeda qualcos'altro. In quel momento lì cominciano a cambiare un po' le cose e lì ho detto bene, è stato un percorso lungo di 1 anno e mezzo, adesso spero di portare avanti questo nuovo Veneto imbruttito, che mostrerà sempre il Veneto ma in una forma più, cioè io voglio essere imbellito, anche sì, ma io voglio essere come si chiama qua come si chiama il negozio? Treviso Tiramisù. Ok, io voglio essere Treviso Tiramisù come immagine. Io non voglio essere quello che vende il tiramisù per strada col baracchin, perché attualmente sono quello che vende il tiramisù per strada col baracchin. Ti faccio ridere, sì certo, però il valore non me lo dai. Bello. Tutto qua. E cose di valore ne ho fatte, quindi però non voglio no, ovvio. se tu continui a fare cose diverse.
Cose diverse. Cose diverse, sì, ecco. Che tu hai fatto. Sapresti raccontarci, visto che hai conosciuto una marea di gente, dal tuo punto di vista, quali sono pregi e difetti di noi veneti? Ciò che ho notato girando, ho notato che il maggior pregio che ha un veneto è quello di restare umile nella sua eccellenza. Perché è quasi come se uno psicologo ti direbbe, no, hai a che fare con una persona risolta, che non ha bisogno di ostentare, non ha bisogno di mostrare, perché sa che è. E quando vedi talmente tante cose pazzesche, eccellenze pazzesche, vedi gente che si inventa. La settimana prossima vado a fare un video di una che praticamente si è aperto un negozio a Padova che vende paralumi, quindi le lampadine da comodino fatte a mano. E dico, ma come fai ad avere un'idea? Adesso è una cosa piccola, però ci sono anche industrie che sono nate, cioè fabbriche che sono nate con idee di uno che fa, c'è una brandola che fa le cabine per aspetta, si chiamano i box per i quadri elettrici delle ferrovie, solo delle ferrovie. Ma come fai a inventarti una roba del genere nella tua testa quando sei nato? Siamo un popolo di creatori. Hai capito? Insomma, c'è un Quindi imprenditore sì. ogni 7 abitanti. non c'è quella creatività ostentata come c'è in altre regioni, quindi quella che si vuole mostrare. È quasi come io realizzo, faccio robe pazzesche, però abbiamo l'umiltà di essere anche un po' Veneto imbruttito, no? Quindi Veneto imbruttito è proprio, secondo me, è quello che dove vorrei portarlo, è dire noi siamo anche leggerezza, non ce ne frega niente perché sappiamo chi siamo. E soprattutto una grande qualità del Veneto, di un Veneto è che sa essere esattamente quello che deve essere nel momento in cui serve. Quindi sa essere eccellente, sa parlare italiano, sa parlare bene, sa fare bene se serve questo, e sa anche essere scherzoso, sdrammatizza, è leggero e scherzoso nel momento in cui la vita lo pretende, insomma, o comunque gli dà la possibilità di non ha bisogno di dire, si lega un po' al discorso di prima, no? Però ecco, sa essere quello che vuole nel momento in cui serve quella cosa lì. E questa è una qualità che non c'hanno tutti, perché io potrei passare da ciao, ma è ora stasera non lo so, una delle eccellenze che può essere di qualcuno che ha fatto qualcosa. Ho capito che tutti i giorni sentiamo di veneti che hanno, ma non parlo solo delle cose che magari mostra Zaia, come dire, che dice lui ha vinto questo, ha vinto quello. Parlo proprio anche guardate voi, guardate qua, cioè, guardate un posto come questo, guardate tante chi ci mette amore. Ecco, e qua chiudo. Un veneto è anche una persona che secondo me in quello che fa ci mette amore e passione senza dover dirlo agli altri, ma sono gli altri che lo percepiscono perché vedono cosa è realizzato. Ecco, questo l'ho riscontrato in tanti veneti. È una cosa bellissima, senza far tanti proclami, tanti io sono qua, io sono là, insomma, ecco. Quindi è un po' come fare ginnastica o essere un bodybuilder. Noi facciamo ginnastica e la facciamo bene, allora c'è quel corpo. Bodybuilder sicuramente c'ha un bellissimo fisico, però gli piace mostrarlo di più, no? E il difetto? Il difetto, a volte secondo me siamo un po' troppo, parlo in generale, siamo un po' troppo basabanchi. Non so se hai presente cosa vuol dire. Basabanchi è una persona che predica bene, razza mai, fondamentalmente comunque moralisti, no? Siamo tante volte moralisti, tanto non lo siamo nel privato, quindi quando parliamo tra di noi,
ok? Quanto invece in pubblico diventiamo tutti basabanchi. Ecco, e questo secondo me, questo essere un po' troppo basabanchi a volte frena anche come posso dire, soprattutto nel mio campo di comunicazione, frena l'immagine, no? Che hanno gli altri di noi. Ma infatti quello che ho appena detto prima però contrasta anche con quello che è il mio lavoro, perché hai mai visto che i veneti diventano famosi perché parlano veneto, come dire, perché come nei film, queste robe qua. Cioè, noi abbiamo una cadenza che fa schifo, piace solo a noi, però a me piace tantissimo, cioè io non la cambierei mai, cioè nel senso, dopo c'è chi piace, però diciamo che è più a livello di frequenze, magari è più bello un dialetto uno che parla della Puglia ti fa già ridere, uno di Roma, queste robe qua. Però io sono veneto, sono orgoglioso di quello che sono, e a me piace perché se dopo mi sento a casa, insomma, sento mi dice vieni qua a mangiare stasera, sento già sì, beh, aspetta che vuoi mangiare a Vicenza Alta stasera perché parla così. Ecco, siamo un po' basabanchi, ci rallenta su tante cose, ma prima o dopo ci arriviamo, insomma, e non siamo bravissimi a venderci, ecco. Siamo talmente bravi a fare, ma non bravi a vendere noi stessi, a vendere l'eccellenza che abbiamo, perché non abbiamo niente da invidiare a nessuno, cioè voglio dire, proprio di no. Cioè se tu sto negozio qua ce l'avessi in centro a Milano, cioè tu saresti quello lì, metti il tiramisù a 50 euro a fetta, per capirci, perché diventerebbe bello esclusivo, hai capito così? Invece sei qua, che è un po' comunque figo, però non c'è quella vendita di immagine, capito? Ma c'è più concretezza. Ecco, basta. Va bene. Anche questo è figo, no? Sì, se riesci a tagliarlo in qualche modo Grazie. Grazie. Aderico, me l'hai fatta? Aderico, me l'hai fatta? Questa la faccio, come ti chiami? Elisa. La domanda che abbiamo fatto a tutti i nostri ospiti è se hai un dolce d'infanzia che veniva preparato in casa dalla mamma, dalla nonna e che tu aspettavi con ansia, se magari veniva preparato in qualche ricorrenza, insomma il dolce del tuo cuore. Beh, allora, che veniva preparato da mia mamma no, perché non era capace di fare dolci mia mamma quando era più giovane. Ma adesso è diventata maniaca, c'ha un armadio pieno di formine, cioè se volete vi mando il curriculum, cioè veramente. Ok. Adesso è incredibilmente, cioè ha rapinato Tescoma, cioè veramente, di formine, si fa i cioccolatini. Ma adesso fa le uova di Pasqua tutte con a forma degli animali, con te decorazioni, è una roba pazzesca. Comunque, quando ero piccolo, comunque chiedevo sempre a mia mamma, e non è perché sono qua, perché uno dei miei dolci preferiti è o il tiramisù o la torta di mele. E sono le due cose che io ho provato a fare il tiramisù 3 volte in vita mia e diciamo che non mi è riuscito. Poteva andare meglio. Sì, una volta esagerato col caffè. Un mezzo corso con Elsa dovresti farlo, Sì, potrebbe essere. No, cioè tu con la Elsa secondo me fate disastro. È un boom. Chi è l'Elsa? La Elsa è la nostra maestra del tiramisù, che è una signora di 70 anni, che è quella che fa i corsi qui di tiramisù. Ok. Cioè parte dal presupposto che te c'ha più parole. Ah, perfetto. Però la Elsa è top. Dopo che la sì. conosci non sarai Sì, più lo sì, stesso. Esatto. Va bene, ma è proprio una bella rustega, sì. Sì, Ruspante. assolutamente, sì. Poi ti insegnano a fare il tiramisù bene, ma qua lo fate bene il tiramisù? Dicono. No, non so, ma siete di quelli che hanno vinto qualche premio? No, non possiamo partecipare a manifestazioni. Ah, no, ok. Non conosco bene come funziona. Vabbè, adesso però... ne assaggi uno. Sì, ne assaggio uno, Dai, ecco, però ok. io diciamo che quando l'ho provato a fare non è venuto così bene. Ti Però insegniamo noi. il tiramisù è un dolce che potrei, se tu me ne metti davanti mezzo vassoio, cioè un vassoio me ne mangio mezzo. E la torta di mele anche, quindi sono molto legato a questi due dolci. Non so neanche, il tiramisù è veneto, la torta di mele... Torta coi pomi. Vabbè, se te la dici così sì che sei veneto, ma... Sì. però non so. Mio nonno solo quella fa, vedo ogni giorno, vado là, cosa stai facendo? Sto per i pomi. Ma e se dovessi chiedere invece il vostro piatto preferito veneto?
O più legato una marea io. o legato alla tradizione? Una boh, che- marea, cioè io ho i bogoli, ho il baccalà Ecco, mantecato, Per con la esempio, polenta, i bogoli noi a Vicenza zero. il risotto, cioè io ne ho a manetta, a gaina in saore, sardegna in saore, adoro. La gaina in saor. Ma anche tu. E il No, pastin. a me il saor non piace. Non Ma mi fa neanche a me impazzire. tantissimo. Baccalà mantecato mi fa impazzire. Vabbè, baccalà Adesso- mantecato, c'è tanta Il roba. pastin. Pastin cos'è? È bellunese, è l'hamburger. È Ah. Quello che in tipo America una, chiamano tipo una il pastin. salsiccia schiacciata. Ah, ok, sì, ho capito. Cioè ce ne sono a manetta. Sì. Sai a me qual è la cosa proprio in assoluto preferita? La polenta, quella però fatta solo quando te fai lo spiedo con degli Sì. uccelli, con il maiale, Sì. quelle cose. Continua a girare e la viene su tutto il poccio. Che cola sulla Mamma. Madonna. Ma dopo 20 ore di cottura, no? C'è sta perché, polenta scusa, Te croccante. la bava. Musetto e purè? Vogliamo parlare del musetto? Beh. Ma anche il musetto e perà comunque. Cioè, il Ecco, muse- vedi, cioè, scusa, il bollito che perà con la lingua, mamma mia, ma la lingua è una cosa che io potrei fare veramente cose brutte per ottenere una lingua cotta bene. Va Quindi bene. potrei andare anche a roncate per Detto- una lingua. E cadiamo sempre là. Vuoi proprio chiudere il Esatto, cerchio del chiudiamo podcast questa così? cosa. Non sei proprio sicuro? Ci con farai roncate? sapere. Allora, ti aspettiamo per il corso di tiramisù con la Elsa. Mm. Dopo domandiamo a Paolo come se ha ricevuto ospiti a casa sua a Roncade. E ti auguriamo un grandissimo in bocca al lupo. Grazie, speriamo. Assolutamente, è stato un gran piacere averti qua. Grazie. E sarai sempre benvenuto. I tosi ti aspettano, anzi i fioi, visto che Fioi. siamo alla fine di questa puntata Beh, ma- di Radice Fioi. Ma i fiori Perché sono... visto che sì. abbiamo fatto anche il giochino Radice Fasioi. qua. Allora lo diciamo che a Vicenza si dice Tosi, a Eh. Treviso, Venezia si dice Fioi Fioi. e a Verona si dice Puttei. Buttei. 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 Sì. No, puttei. Ecco, Sì, perché Puttei sarebbe Puttei, sì. in Veneto in generale esatto. i picoeti, insomma. Ah, Però Buttei è in veronese. Buttei. C'è. Bellissimo. Mm. Grazie mille. C'è sempre il mio Andrea. libro, te lo regalo. Assolutamente, grazie. Sì, sì, Guarda sì, che sì. copertina, Sì, che, sì. che figura. Beh, adesso me lo autografo. Madonna mia, è già fanno- pronta a mettere già Io e le te cose. siamo figli degli anni 90. No, c'è già, è finta. Faccio le fotocopie e metto no, scherzo, ti faccio la dedica dopo. Boh, Vabbè. va bene. Grazie, Grazie a grazie, tutti. Andrea. Ciao, ciao, ciao. Grazie. Ciao, ciao.